Allora, ricordatevi di scaricare la nostra applicazione, scaricare l'applicazione è gratuito. E poi ci tengo a ricordarvi sempre una cosa, che siamo i primi in Italia attraverso la nuova versione della nostra applicazione che potete scaricare se siete Android. Avete la possibilità di ascoltare la radio, ma soprattutto di richiedere le vostre canzoni preferite. Scaricare l'applicazione è gratuito, ma anche richiedere le canzoni è gratuito, quindi non vi costerà neanche 50 centesimi. Adesso vi guido passo passo su come fare. Innanzitutto dovete entrare nel vostro Play Store, parlo degli smartphone Android, e scrivere per intero RTC targato Napoli Jukebox. Quando avete scaricato l'applicazione sul vostro smartphone vedrete questa schermata. Aprite, nel momento in cui aprite l'applicazione potete scegliere di ascoltare la radio oppure di richiedere le vostre canzoni preferite. C'è una sezione dedicata agli artisti che adesso Antonio vi fa vedere, dove ci sono veramente tutti gli artisti napoletani, e poi c'è una sezione infinita di canzoni napoletane. Voi scegliete la canzone che volete ascoltare, attenzione, dovete cliccare su prenota, perché se non cliccate su prenota, cioè su questo tasto fucsia che vedete a fianco, non succede proprio niente. Nel momento in cui avete prenotato la vostra canzone preferita, sullo smartphone appare questa schermata: prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata, e da lì bisogna aspettare qualche minuto, poi dipende anche da quante prenotazioni ci sono, e finalmente in onda ascolterete la vostra canzone preferita. Lo sapete, questi sono degli spot a favore dell'applicazione e non c'è uno spot che si rispetti che non abbia il suo testimonial. E qua c'è un testimonial, una roba che non ha cominciato, una roba che non finisce mai per il curriculum, ecco, per il repertorio, per tutte le esperienze fatte nel quale chiaramente ha dato il meglio di se stessa. Signori, Cinzia Oscar, eccoci qua. Sera. Ciao. Ciao carissimo. Sera, buongiorno, perché poi non so quando ci guarderanno. Non so. Ecco, sei Ciao. in televisione, in una mano avete lo smartphone e nell'altra mano tenete una buona parte musica napolitana, cioè avete Cinzia Oscar. Allora, Cinzia, qua è di social che si parla, è di rete che si parla, è di applicazioni che si parla, e quindi dimmi com'è. Dico, con lo smartphone tu che fai? La prima cosa che fai con il telefono, che telefono c'hai? È un telefono moderno? Samsung. Una roba moderna? Certo. Ecco, bene. Mi sono dovuta adeguare. Cioè, se no come si fa? Certo. Si resta fuori dal mondo. Sì. Ecco, ma a parte telefonare, qual è la prima cosa che fai o che ti diverte fare di più? WhatsApp. Sì, perché oramai non ci si telefona più. Ma ti fai anche le note audio? Cioè mandi anche i messaggi vocali? Certo, anche C'hai se anche devo registrare. i gruppi? Fai parte No, anche... i gruppi no, perché mi esaurisco con i gruppi. Con i gruppi non ce la fai, ecco. No. Però, insomma, le note audio a qualche amica o a qualche amico in particolare. Senti, parliamo un attimo di musica. E io dico che noi, che a musica napolitana, ci facciamo amore. Ora, io lo so che... allora, la risposta sarà complicata, però dimmi una canzone in particolare napoletana con la quale tu hai fatto amore, canzone non tua, però. Ah, non mia? No. Ah, no. Avvisai sto fatto, me la preparavo. E per questo la risposta sarà difficile. Perché... No, una canzone che avrei voluto cantare forse. Aspetta, come fa? Non me ne ammendo più. Come fa? Dimmi il titolo. Mezza canzone di Nino D'Angelo. Di Nino D'Angelo. Come fa? Aspetta, no, però è una delle bella, mie canzoni preferite, tra l'altro. C'è bisogno di te per non morire. Bella, bellissima. Questa meraviglia. Questa mezza canzone, perché poi tra l'altro anche nel tempo, nella durata, è veramente una mezza canzone. Una mezza canzone nacque così e la chiusero in questo modo, intitolandola poi mezza canzone. E con questa canzone tu hai fatto amore?
No, ci ho fatto amore, la canzone, nel senso Tu, che certo, mi sono innamorata di questo pezzo. Questo intendevo, questo intendevo. Quando dico noi che canzone quando napoletana... dici tu fai sempre su altre cose. No, ti voglio dire, allora ti ho già spiegato che cosa voglio dire. Intendo spiega. dire che per noi napoletani la musica è talmente fondamentale Sì. che abbiamo tutte le cose che noi usiamo nel quotidiano, tipo o spazzolin, le lenzuola o cuscina, abbiamo pure la musica e canzone napoletana, benissimo. cioè nel senso che sono parte fondamentale perché ci aiutano a comunicare, ad amare, a litigare, a inciuciare. Sì, no, io... A me, guarda, fatto strano, non mi piace inciuciare. No? No, perché l'inciuciamento porta poi oltre e questa cosa a me mi spaventa. L'inciuciamento porta energia negativa. Bravo, sì. Senti, dimmi una cosa, a parte un disco nuovo che si chiama... Unica interprete. Ecco, e poi so che ti fa piacere parlare anche di Marco. Parliamo un attimo di Marco. Sta parlando con figlio mio? Sai che sto parlando con figlio tuoi. Allora, perché Marco, insomma, ormai è una alla grande, è una Marco, bella realtà. Sì, una bella realtà. È una bella realtà. Io ho sentito una canzone nuova. Il mio riscatto. È il tuo riscatto? Sì. Mi sono riscattata. Eri proprio una cosa rossa. Vuoi ridire così? Dico uno... Io le cose belle le faccio ridire. Ma Unciucià, per esempio, no, non è stato un mio riscatto. Mi sono riscattata con il successo di Marco. Ecco, ma basta, chiusa parentesi, cambia discorso. Ma noi non potremmo lanciare una parete, uno scoglichista e poi ci mangiamo... L'ho lanciata perché è una realtà dei fatti. È una realtà dei fatti. Siccome io sono una donna che ha portato tanti successi e ho messo sul binario giusto mio figlio Marco e sono stata consacrata proprio dalla mano potente del Signore che mi sono riscattata con mio figlio poi. Ecco, quindi è stato un premio in qualche modo. Ho guidato bene, ho veicolato bene e Marco sta raccogliendo i frutti. C'è una canzone di Marco nuova che mi piace molto, visto che io sono per lo più un melodico, che si chiama Valla Carezzà. Che bella. La conosci? Valla Carezzà. Come fai? Non me la ricordo tanto. Cantami solo su fatto. Ma mi sembra che faccia... Che è così? Valla Carezzà. No, vabbè, cantata da lui però. Infatti da te diventa subito stile Cinzia Oscar. Bene. Senti, sei entrata mai in una classifica tu? Sdraiata così pare più lunga. Aspetta, fate vedere. Non so. Vedi? Sì, adesso non più slanciata, ecco, questo è un corpo lungo. Questo è un momento imbarazzante per un povero presentatore locale. Sì, sei più lunga, sì. Ok, va bene. Ecco, dico, sei mai entrata in una classifica tu? Ti ricordi quando c'erano le hit parade? Ti ricordo quando... Ma che stai dicendo? E guarda che è il mio stesso... quanti anni ho? È il mio stesso Ti periodo. ricordi? Guarda che io me lo ricordo. Vabbè, la classifica di un disco famosissimo. Tu te lo ricordi? Di Caro figlio mio, Maledizione, questa è una stata... Telegattone, te lo ricordi tu? Certo. E quello è anche il periodo mio. Insomma, TV, sorrisi e canzoni. Vabbè, quella ma era... stai parlando molto prima. No, vedi una delle tue canzoni? Sì. No, però quello fu il periodo proprio, il top della hit parade. Sì. Ecco, con tutto il disco entraste in classifica? Con la maggior parte di non sono a bambola, Maledizione, sì. Com'era tu capo che teniva in quel periodo? Ma un capo che tenevi in quel periodo? No, dico quando... avanti Cristo. Stiamo parlando di più di 10 anni, una quindicina d'anni fa. Senti, fanciulla Oscar, ecco. Quando quel disco arrivò nei primi posti della hit parade, tu come vivevi questi primi gradini della classifica, ecco, i primi posti? Con grande serenità, semplicità, perché io sono così. Proprio semplice, io sono come l'acqua che la frizzando, quella semplice. Ecco, che poi cittadini del mondo, quando questo adesso è arrivato il sindaco. Ecco, no, cittadini del mondo, certo. Se fammi dire, perché in questo momento stiamo parlando a tutto un mondo. Benissimo. Ecco, in realtà oggi la classifica non è più tanto di moda come un tempo, però a Napoli la classifica si fa in maniera diversa, cioè tu scendi per strada e se ascolti molto spesso una stessa canzone che passa di strada in strada, di auto in auto, di vicolo in vicolo, quella è indicativo, cioè quel pezzo è indicativo di un primo posto in classifica. Ma pure prima accadeva questo. Anche prima accadeva questo? Sì, però sai, allora la classifica con quelle voci da DJ impostato erano più di moda. Mo sono rimasti solo gli impostati senza i DJ. Ecco, cara Oscar, a proposito della classifica, se Antonio mi dà un attimo la schermata, perché chiaramente voi richiedete le vostre canzoni preferite e finiscono in una classifica che si
aggiorna di giorno in giorno, di momento in momento, quindi se volete che, tra l'altro la potete consultare, quindi se volete che i vostri idoli salgano nei primi posti della classifica dovete richiedere le canzoni. Senti, mi dovresti fare uno spot adesso, tu, sì, meravigliosa, stesa, sdraiata, dovresti dire, ecco, RTC targato Napoli Jukebox. RTC targato Napoli Jukebox. Scaricate l'applicazione. Scaricate l'applicazione. Aspetta, tu suggerisci, io vado. Allora, okay. Allora, vai. Allora, un attimo solo che devo dire spot. Sì. Stringete sulla signora Oscar, sì, grazie. RTC targato Napoli Jukebox. RTC targato Napoli Jukebox. Siamo i primi in Italia. Siamo i primi in Italia. Attraverso questa applicazione potete ascoltare la radio, ma soprattutto richiedere le vostre canzoni preferite. Quelle più preferite. E non vi costa neanche un centesimo. E non vi costa manca una lira. Ah, vabbè, ai tempi... manca un centesimo, una lira, come si... Fanciulla, Oscar, la prego. Non vi costa nemmeno un centesimo. Ecco, e allora? Sì. E allora? E sa loro come ingazzate una domanda? No, è una roba di dire, e allora? E allora? No, non era con quello, no, era ma allora. Prendete lo smartphone. E scaricate. E scaricate, pigliatelo su telefono e scaricate. E scaricate. Bene, è sempre bello. Bene, lo dico io? No, bene, signori, è finito lo spot. Signori, è finito lo spot. Molto bene, ti ringrazio moltissimo, ecco, e fai cose belle. Certo. Ma tu le fai già. Ti ringrazio. E mi vuoi dire qualcosa in particolare? Non lo so, una promozione in particolare? Vuoi lanciare un messaggio ai cittadini del mondo? Ecco, il messaggio è arrivato chiaro. Aiutami un attimo a fare lo spot delle giacchette, perché volevo salutare Ginseria, che si trova a Qualiano, Piazza Kennedy numero 2. Abbigliamento casual, veste tutti gli uomini della campagna, ci sono le promozioni tutto l'anno e grazie per tutte le giacche e i panciotti che mi sta fornendo per questi spot. Adesso, prima, sì, in chiusura vediamo un videoclip della fanciulla Oscar, una canzone che ha inciso ieri, suppongo, certo. Ieri, ecco, che si chiama Gli amanti. Gli amanti. Ieri. Gli amanti, sai chi sono? Bella questa, So chi le case passano in suono, che ti accarezzano se ne hai bisogno, e da una vita senza mai cercare. Bella. Perché noi, che canzone Napoli, ci facciamo amore, questa è la prova lampante. State buona? State buona.